Pensiero del giorno, mercoledì 17 luglio. Agire con rettitudine. Ma chi opera la verità viene alla luce. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 21. Con queste parole Gesù vuole farci capire, in tutta la sua profondità, l'atteggiamento che l'uomo deve avere nei suoi confronti. C'è una sintonia, una profonda simpatia tra l'amore per la verità e l'adesione a Gesù. Chi fa il bene perché ama la verità, prima o poi arriverà a Gesù. L'apertura alla verità, il distacco dalle passioni, la disponibilità a seguire Gesù anche sulla via della croce, sono condizioni indispensabili per avere in noi quella luce che ci permette di vedere e di scegliere con chiarezza e giustizia. Cosa dobbiamo fare per mantenere sempre questa apertura alla verità e per alimentare questa coscienza retta e giusta? Innanzitutto cercheremo di ascoltare sempre di più attentamente la parola che Gesù ci rivolge nel Vangelo e di seguire la luce interiore dello Spirito Santo, che ci aiuta a comprendere sempre meglio questa parola e a metterla in pratica. Poi, siccome possiamo sbagliare, cercheremo sempre di ricominciare, rinnovando i nostri buoni propositi con umiltà e fiducia nella grazia di Dio. Chiara Lubich, estratti dalla Parola di Vita del marzo 1991. Parola di vita, luglio 2024. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.